siamo arrivati in questo hotel abbandonato. Credetemi, c'è tanta paura, ma la paura è raddoppiata perché siamo in mezzo al buio, non si vede niente, non si vede la niente. luce, Pasqua. Facciamo vedere l'entrata. Mi scuso se qualche ripresa è venuta sfocata, ma nella fretta ho dimenticato di mettere la messa a fuoco. Per tutto. Vabbè, per resistenti, aggiù. Sì. No, è fatta qui. Ragazzi, con calma. Ragazzi, secondo me questo è il posto più bello che abbiamo mai visitato. Una cosa del genere. Ragazzi, Luca. Bellissimo, ragazzi. Wow, bello. Bellissimo. Perché non mi fido di sé. Wow. Guardate, che vista. Mamma mia. State attenti di dove mettete i piedi, va giù, eh. Va giù, visitiamo le stanze. C'è tanto da vedere, ragazzi, c'è tanto da vedere, ragazzi. Che è qua? Che è qua? Mamma mia, ragazzi. Questo? Il bagno. Era il bagno. Di là. Questa è l'entrata. No, di là. Dopo saliamo sopra. Dove saliamo? E scendiamo, dopo scendiamo anche. Sì. Controlliamo stanza per stanza. Stanza per stanza. Dai. Voglio che sta il Shh. È il vento, ragazzi. Stai zitto. Che sta il rumore? Quali? Che rumore? Io non l'ho detto perché pensare che l'avessi tirato solo io. No, io l'ho sentito. No. Ragazzi. Andiamo di qua. Felice Aspri. No, Felice puttana. Cammina, ci sto in un allora. Ok. Te lo giuro che lo sto vedendo. Cammina. Mi senti? Ma no, che tu giuro no. Pasquale, con calma. Non ti preoccupare, siamo qua. Pasquale, con calma. Non ti preoccupare. Fate attenzione, ragazzi. No, sì. Sì, voglio, ci stanno i Ferrari, vai. Vai che reggono, vai. Piano, vai. Vai che reggono. Però non mi fido di queste scritture. Cosa è troppo? Mamma mia, ragazzi, vedete là. Posso? Ragazzi, mi mettete davanti, non posso riprendere. Grazie. Ragazzi, con cautela, vai giù. Prima di qua. Qua fa freddo proprio, vai giù. Qua fa freddo. Con calma. Tu lì devi morire. No, voglio, fa troppo freddo fuori dal balcone, ragazzi. Qua che cos'è? Andiamo a vedere là dietro. Vediamo là dietro. Ok. Sì, fa freddo, ragazzi, fa freddo. Fa freddissimo.
Felice. Mamma mia, che panorama. Aprite. Con calma. Riprendi qua. Riprendi qua. Andiamo giù. Ragazzi, fate attenzione. Fai attenzione, Felice. Fai attenzione. Ragazzi, no a due, ragazzi. Fai attenzione, Feli. Fai attenzione. Le scale. Una alla volta, vai. Ma affitto tu andazzi. E poi Luca. Vai alla squadra. Piano, vai. Vai, vado io. Mamma mia, ragazzi. Fate luce. Non regge? Sì, Felice, affacciati. Vedi cosa c'è sopra, prenditi la telecamera. Aspetta. Prendi la telecamera, basta che mangi solo. Porta il tuo capo. Vai, continua. Ma che attimo questo, Luca? Non regge la scala. No, secondo me noi qua, capì? Non la scala. Felice, cosa c'è? Sono di Cernato Palazzo. Cosa c'è, Felice? Ma non posso salire più di questo. Non regge. Mamma mia, ragazzi, fa paura. Aspetta. Era praticamente un gestolino, è caduto. Ah, ragazzi. Ragazzi. Un po' di silenzio. Sempre piano, ragazzi, Stiamo scendendo al piano di sotto, ragazzi. Non sappiamo cosa c'è. Ragazzi, però queste scale non lo so come le vedo. Guardate un po' questi pezzi di legno, Ragazzi, non le vedo molto bene queste scale. Con calma, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, guardate qua sotto. Ragazzi, però questa è umidità, non vi preoccupate, questa è solo umidità. Non se ne sta cadendo. Mamma mia, che c'è qua sotto? Che... Dopo visitiamo anche di là. Bello. Piano. Entra. Mamma mia. Ragazzi, ma siamo sotto i garage. Siamo sotto i garage, ragazzi. Cosa fa quando c'è? Ma dove cazzo siamo? Con calma. Qua si scende, ma non credo che scenderemo. Che, Felipe? Shh. Qui c'è una bella cosa scritta. Mammat. Quindi, ragazzi, cioè è enorme, non sappiamo dove andare. Bello, però. È enorme, ragazzi, enorme. Ragazzi, qua avete campo. Quelle cose fatte vedere a me. Sì, questa è la foto che ti ho fatto vedere. Un attimo.
Enorme, voglio, enorme. Mamma mia. Bellissimo, bellissimo veramente. Che c'è in tutto? E questa è l'entrata che ho visto. Romano Pasci. Mi faccio te. Chi sono pastore? Ragazzi, saliamo sopra, saliamo sopra. Saliamo sopra, ragazzi. Mamma mia, io non ce la faccio con i cani. Non mi dite niente. Shhh. Ok, andiamo dritto, andiamo dritto. Attenzione, attenzione. Attenzione. Piano piano. Ma Verona vedo scriverlo. Non mi viene. Impressionante? Ragazzi, c'è una luce là. Si esce? Chi stai... Puzza, andiamo a vedere, guarda. Bravo, poi lo stavo vedendo. La Madonna. Sì, prendiamo ragazzi, riprendiamo. Ma vi Questa sarebbe l'entrata, no? questa sarebbe l'uscita dove avevo visto? Sì, le foto che abbiamo visto, queste. Voglio riprendere solo quella statua, ragazzi. Questa è la parte più terrificante dell'hotel. C'era un cortile dove c'era una statua di Gesù, ma con un piccolo particolare. Aveva gli occhi rossi. Qualche cane, ragazzi. Guardate qua, ragazzi. Riprendi sopra, Cammi, riprendi sopra. Che ho fatto pure io una ripresa con il telefono. Non si vede bene qua. Mamma mia, ragazzi. Posto terrificante comunque. Veramente spaventoso. La statua aveva gli occhi rossi. A questo punto l'unico posto che non avevamo visitato era la soffitta, dove c'erano le scale a chiocciola. Dato che era un po' pericolante, abbiamo deciso di salire solo io e Felice. Sì. Non vi muovete, ragazzi, non vi muovete. 2 secondi. È immenso sto posto, ragazzi. Visitarlo interamente. Aspetta Luca, aspetta. Questa è la mansarda, diciamo, la soffitta. Vieni qua, Felice, vieni qua. Vieni qua. Sono stato. Mamma mia. Ok, torniamo. Luca, aspetta. Ma non finisce più. Non finisce più. Oh, ok. Felice. Con calma. Quella delle scale, lato delle scale qua. Ragazzi, non sappiamo dove stiamo camminando. Siamo nella soffitta. Almeno credo.
Vieni qua, vieni. È immenso. Cosa c'è qua dentro? Vieni, Felice. Vieni qua. Cosa c'è qua? Ma non finisce proprio più. Non stiamo sicuri qua, però Felice è un po' rischioso, qua. È un po' rischioso. Rischioso. Mamma mia. Vai, vai, vai. Perché ha urlato? Perché ha urlato? Perché ha urlato? Non correre, non correre, non correre. Luca! Luca! Mi fate cagare tutto. No, Luca. Dobbiamo camminare abbassati perché Non mi sentivo più. Non mi sentivo più, ma mi sa paura di stare inciso. non c'è la luce, non c'è la luce. Siamo in un posto abbandonato, non credo che ci mettiamo nella corrente. Carmine, cosa avete visto di nuovo? È immenso. Da come ho capito era, diciamo, la soffitta dove magari conservavano qualcosa. Non è stato facile, ragazzi, credetemi. Abbiamo percorso una strada buia e lunga sulle montagne per raggiungere questo hotel, quindi per noi veramente non è stato facile. Pasquale era indeciso e voleva tornare indietro, ma fortunatamente l'abbiamo convinto a proseguire. Per questo video voglio minimo 7000 like, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!